Vittorio Veneto dice no alla tendopoli per migranti nell'area dell'aerocampo di San Giacomo di Veglia, dove, aggiunge il sindaco, e certo la prefettura vuole creare il secondo centro di accoglienza della provincia. Vittorio Veneto dice stop all'accoglienza massiva e alla concentrazione di migranti. Io capisco anche i tempi della prefettura perché gli sbarchi continuano, d'altro canto avendo noi da sempre comunicato che siamo disposti a dare una mano per accogliere piccole comunità, piccole unità, riteniamo di continuare, di essere nel giusto ovviamente e di continuare questa nostra politica di accoglienza diffusa. Ieri mattina il sopralluogo della prefettura, senza aver minimamente consultato né coinvolto giunta e sindaco, che oggi riuniti si dicono pronti a impedire anche con la forza passiva l'ingresso dei migranti in quella zona. Di opporsi con ogni mezzo lecito e legale a un'accoglienza che non ritiene dignitosa per chi viene accolto né garantista per chi già è residente in città, quindi per i nostri concittadini. Una scelta scellerata, dice il sindaco, che evidenzia come il comune Alceis ospiti già 199 richiedenti asilo, numeri che potrebbero raddoppiare all'aerocampo. Una scelta irrispettosa, continua il primo cittadino, nei confronti della storia dell'Italia intera che Vittorio Veneto ha testimoniato e testimonia con il 150° anniversario della sua nascita e dell'avviato percorso commemorativo che condurrà nel 2018 alle celebrazioni per la vittoria della Grande Guerra. Sarebbe una scelta esplicitamente ostile verso la nostra comunità e la sua storia e persino contro la storia di tutto il Paese. Una grave ingiustizia alla quale ci opporremo con tutte le nostre forze.